e dopo che sfoavo le sue bisogna ti lascia a terra come una coloscia, ti senti lorda dalla tua griogna come una cosa rara, mi s'ammoscia la bestia, un sapere quale lutto lui che ti sagnavo lo cuore per la vita, e tu non sapi come ci sono cure che possono risanare sta ferita, e tu non sapi che toccavo il fondo e che sono io perfino un cavaliere che insomma ti portava per il mondo per cancellare i ruccoli e pensieri, e sogno certo che ti danno ancora l'uomo per Dio è peggio di normale, che basta che la donna si ristora come un aereo che non ha scale, e dopo tempo, ora che si grandi, se fai l'amore, senti ancora forti lo tappo del tuo braccio che si spagna, e alla vita preferissi la morte. Lo saggio, con non bastano sti versi, per dire te con siamo tutti stessi, che ti summurga, fanno o me li persi, du stare manco un fondo di l'abissi, ma in giro esiste pure gente onesta, abili, giusti e pure uomini santi, che per ogni cosa usano la testa e trattano la donna con i guanti. La tengono come fosse un giornale, come la prima tra le meraviglie. La virino della famiglia Ufaro e la buona madre dei propri figli. Come di ebri fuori sogno stesso, però per mia la femmina è una musa, d'essere uomo mi vergogno spesso, e a nome di te da domando scusa. Non è facile parlare, soprattutto, scusate, sono completamente senza voce stasera, ma al di là della mia distonia, parlare dopo una bellissima poesia di queste penso che sia veramente difficile. Ci ritroviamo anche quest'anno, come ormai negli ultimi 10 anni, con questo appuntamento della giornata internazionale, adesso è diventata anche mondiale, contro la violenza sulle donne. Lo sportello d'ascolto di Valderice ha deciso quest'anno di organizzare questa serata parlando della donna con donne che rispettano il proprio essere donne. Prima di iniziare i nostri lavori passo la parola al signor sindaco, il dottor Giuseppe. Vabbè, stasera sono un po' il dottor Francesco Stabile, per dare un saluto a tutti noi. Buonasera e grazie della vostra partecipazione. Do il benvenuto al Suo Eccellenza il Prefetto, al Colonnello, al Maresciallo dei Carabinieri, al Sindaco di Valderice e a tutti voi per questa bellissima serata. Naturalmente, come ha detto bene Maria Pia, a parlare dopo questa bellissima poesia è un'emozione particolare. Durante questa settimana si sono succeduti diversi eventi, diverse manifestazioni qua nella provincia di Trapani, nell'Interland, ricordando questo importante fenomeno che oggi diventa sempre più dilagante nella nostra società. Noi anche a Valderice non potevamo non essere presenti e di questo devo ringraziare tutti coloro che hanno voluto fortemente questa serata qui alla Molina Excelsior. Il fenomeno della violenza sulle donne è un fenomeno dilagante, un fenomeno che negli ultimi anni ha preso veramente piede, purtroppo. Se pensiamo ad alcuni dati che in questi giorni ho avuto modo di leggere, dati incontrovertibili, dati che ci devono fare riflettere, ma soprattutto che ci mettono tanta, devo dire anche tanta pressione.
se pensiamo che circa 1750 donne sono state uccise in Italia in 10 anni, allora veramente dobbiamo tutti riflettere su questo dato, perché è un dato che ci deve fare veramente paura. E noi abbiamo l'obbligo, insieme a tutte le istituzioni, insieme alla scuola, insieme ai ragazzi, insieme a tutte le associazioni di volontariato, di fare qualcosa, ma abbiamo necessità di fare di più, perché se oggi ancora ci sono questo fenomeno è così dilagante, allora vuol dire che non abbiamo fatto abbastanza e abbiamo tutti la necessità di fare di più. A Valderice da sempre questo fenomeno è stato trattato con una grande sensibilità, grazie allo sportello di ascolto che noi abbiamo e di cui siamo onorati di avere la presenza di tanti volontari questa sera qui tra di noi, che da sempre si mettono a disposizione della nostra comunità, della nostra collettività, quello che è il loro sapere, la loro professionalità e la loro sensibilità. Lo sportello è gestito anche in collaborazione con gli uffici comunali, in particolar modo la dottoressa Caterina Grammatico, che non vedo ma che ringrazio, è nelle ultime file, che ringrazio particolarmente per la sensibilità e per il lavoro che in tutti questi anni ha dedicato allo sportello. Abbiamo attivato diverse progettualità negli anni, in ultimo il progetto Non Solo 25, che sta dando anche una mano allo sportello di ascolto comunale, perché in termini proprio di presenza, anche di apertura settimanale, abbiamo incrementato le aperture in modo da dare possibilità a tutti coloro che vogliono fruire dello sportello, lo possono fare nel migliore dei modi. Devo dire che sicuramente dobbiamo sicuramente fare tutti qualcosa di più. Questo è un appello che voglio fare soprattutto ai giovani e alle nuove generazioni, perché loro sono la speranza di questa società, di questo territorio. Quindi io li ringrazio vivamente, ringrazio l'Istituto Sciascia Bufalino e gli insegnanti che da sempre collaborano in quelle che sono le iniziative che noi portiamo avanti. Il Comune di Valderice ha inoltre avviato un progetto insieme all'associazione Anfrodi Barriope, vedo qui il presidente Giuseppe Voltaggio e un suo rappresentante che ringrazio per la loro presenza questa sera, un progetto di sensibilizzazione, scusate se vogliamo, per quanto riguarda sempre questo fenomeno. Hanno realizzato nei mesi scorsi una videoclip e anche un quadro che raffigura la mattanza. La mattanza vista come duplice momento importante, quindi la mattanza intesa come la vera mattanza, quella che era la pesca del tonno, e la mattanza che purtroppo invece spesso si consuma all'interno delle mura domestiche. Noi vogliamo che questo fenomeno diventi sempre più una cosa lontana, e quindi è importante che ci sia l'impegno da parte di tutti, di tutte le istituzioni, di tutte quelle associazioni che hanno voglia di mettersi in gioco, e soprattutto dei giovani che, come ho detto poc'anzi, rappresentano veramente il futuro della nostra società. Grazie. Buonasera, mi associo pure io ai saluti alle autorità qui presenti, soprattutto ai ragazzi, che vedo sempre con piacere, anche se in queste circostanze che, come giustamente veniva ricordato, dopo questa poesia abbastanza dura, abbastanza cruda, è un po' difficile sorridere, però sono qui sia per porgere un saluto istituzionale, ma soprattutto per assicurarvi la presenza della prefettura sul problema grosso, che è anche abbastanza datato, parliamo del 1960, e questo già è un dato che ci deve far riflettere, ma soprattutto per le parole che nella giornata del 25
novembre scorso il Presidente della Repubblica ha senza fronzoli definito come una violazione dei diritti umani, e questo è grave. Cioè, nel 2020 ormai parliamo ancora di violazione dei diritti umani, ragazzi. Questo ci deve far riflettere, perché è vero che il primo fenomeno, almeno conosciuto, risale al 1960, quindi 60 anni fa circa. È anche vero che nel 1960 avevamo già da qualche anno la Costituzione italiana, ovvio il fatto è successo credo nella Repubblica Dominicana, se non mi sbaglio, queste due giovani donne che, esatto, queste sorelle che poi sono state oltretutto anche violentate e poi uccise, quindi figuriamoci di tutto. Però la giornata di oggi, che reca il titolo Donna, sii gentile con te, credo che racchiuda anche un altro messaggio che possiamo dare ai ragazzi, perché qui il problema è di cultura. Ci riflettevo mentre sentivo la poesia. Sii gentile con te significa anche che dobbiamo accompagnare le ragazze, sin dai primi anni, a denunciare, perché quello che più mi lascia interdetto è che ci sono degli episodi di violenza che non vengono neanche denunciati, quindi vincere questa paura. Certo, dice tu fai bene a parlare, stai qui tranquillo, però se noi educhiamo le nuove leve anche a questo, oltre che i maschietti a capire che non sempre la ragazza che ti piace, io pure quante volte mi sono innamorato di quella del primo banco, come recita la canzone di Venditti, e però non è che per questo, cioè non devi assolutamente credere che tu puoi possedere un tuo essere, un essere simile. Ecco la violazione dei diritti umani. Quindi questo, ragazzi, è la cultura. Come prefettura abbiamo sottoscritto, siamo tra i sottoscrittori di un protocollo che vede impegnate varie istituzioni, fra cui l'ASP, altri comuni del territorio. Ho chiesto ed ottenuto dal provveditore scolastico l'opportunità che questo protocollo diventi strumento didattico, cioè noi lo dobbiamo portare nelle scuole. Fra le materie ci deve essere anche l'educazione. Va anche al provveditore, alla dottoressa Colombo, che ha accolto l'invito, insomma, e quindi dobbiamo iniziare da subito. Questo, ecco, il mio saluto è cordiale e insomma, auguro buona visione, buoni lavori, buon dibattito, però poi alle parole dobbiamo mettere anche i fatti. Anche le forze dell'ordine sono state firmatarie di questo protocollo, quindi noi come istituzioni, come ricordava anche il signor Sindaco, ci siamo. Adesso non è che voglio passare la palla a voi, ragazzi, però forza, perché questa cosa dopo 60 anni, al di là delle percentuali, delle statistiche che sono raccapriccianti, bisogna insomma incominciare ad agire. Quindi una mano sicuramente la dobbiamo dare noi, doverosamente la dobbiamo dare noi, però io mi aspetto anche molto da voi, va bene? Buona serata. A Sua Eccellenza, prima di entrare nel vivo dei lavori, volevo che il nostro amico, mi permetto di dire così, Maresciallo Candela, che ci sentiamo veramente a braccetto, perché è un validissimo aiuto per i nostri servizi sociali, per lo sportello, e desse anche lui un minimo saluto e una testimonianza di quello che è stato in questi 10 anni, dal 18 settembre 2009 ad oggi. Buonasera a tutti, io sono il maresciallo maggiore Candela Giuseppe, comandante della stazione Carabinieri di Valderice. Ringrazio la dottoressa che mi ha invitato qui sul palco, saluto la Sua Eccellenza il Sindaco, il Sua Eccellenza il Prefetto e il Sindaco. Effettivamente a Valderice abbiamo avuto diversi episodi purtroppo che riguardano la violenza sulle donne, però abbiamo saputo gestire bene le varie situazioni che si sono verificate grazie al supporto eccellentissimo dei servizi sociali del comune di Valderice.
a trovarmi di fronte le ragazze, le signore, che noi siamo la prima istituzione, il primo incontro con lo Stato. Non è semplice, anche per l'imbarazzo che la donna, la ragazza viene in caserma a rappresentare, quindi ci vuole molta professionalità, mettere a proprio agio. Devo ringraziare di nuovo i servizi sociali perché in queste situazioni mi hanno proprio sempre della loro collaborazione. Ricordo un episodio che si è verificato nel mese di agosto, dove c'è stata una violenza sessuale a carico di una donna, e io ho chiamato uno degli assistenti sociali che stava in vacanza e mi ha risposto e mi ha dato delle indicazioni come poter aiutare questa persona che effettivamente a casa non ci poteva andare, lasciava, io non so dove andare. Mi allaccio a quello che ha detto Sua Eccellenza il prefetto. Dobbiamo cambiare la mentalità, non avere paura a venire in caserma a denunciare gli episodi di violenza, anche se non siete direttamente interessati, però quando venite a conoscenza di questo, venite in caserma, facciamoci una chiacchierata, nessuno vi metterà in questa situazione. L'importante è che noi Stato, noi istituzioni sappiamo che cosa sta passando, il calvario che sta passando per la persona tra le mura domestiche. Vi dico veramente con il cuore, non è bello vedere persone che arrivano e dicono io non so più cosa fare, non so dove andare, e quindi ci siamo qui noi ad aiutare. Di nuovo, grazie per l'intervento che lei mi ha dato. Vi auguro a tutti una buona continuazione. Allora, poco fa ho omesso volutamente di nominare l'autore di quella poesia, perché lo volevo dire adesso e lo voglio sul palco qui con me, perché io credo che un'emozione così grande merita di vedere oltre le righe scritte la faccia e il cuore di chi l'ha fatto. Giuseppe Voltaggio. Buonasera, gentilissimi, grazie a tutti voi per il consenso. La prima cosa che mi viene di dire è che non avrei mai voluto scrivere questa poesia, perché non è una cosa bella parlare di questo argomento. Sono molto contento, non meravigliato di vedere Sua Eccellenza il Prefetto, i sindaci, due cari amici che conosco, il comandante dei vigili urbani, piuttosto che i carabinieri, che non hanno bisogno dei miei complimenti perché ci sono sempre, e magari ad averne pure di più e con grande presenza. Però su una cosa volevo ribadire, che è quella che io stasera non voglio parlare alle donne, le donne sanno già come funziona, io stasera voglio parlare agli uomini, voglio parlare ai ragazzi e voglio dire a loro che la violenza, la prevaricazione in genere, oltre a essere una cosa brutta che non coinvolge solo la persona violentata, prevaricata, ma ne coinvolge la famiglia, ne coinvolge mille aspetti, mille cose, vi priva di una cosa che io ritengo essere una delle più belle, meravigliosa, che è quella del dono. Donare è una cosa bellissima per chi la sa vivere, e ricevere un dono è una cosa bella. Quindi parlo con i ragazzi e parlo con le ragazze. Le ragazze dicono non abbiate fretta di diventare grandi, che poi quando si diventa come me vecchietti vi assicuro che si vuole tornare indietro, quindi vivete con grande gioia il vostro periodo. E ai ragazzi dico assolutamente, mi dico quello che ha detto Sua Eccellenza, non pensate che una donna che ha un décolleté in più, io sono molto pratico, scusatemi, l'avete visto dalla poesia, insomma non le mando a dire le cose. Io ho detto sempre ai miei figli, pure se ci sono 1000 donne nude davanti a te, questo non ti autorizza a mettere le mani addosso. E quindi questa è una cosa che mi sento di trasmettere a tutti voi. Non voglio prolungarmi, non voglio fare la morale a nessuno, voglio solo accennarvi perché sono io qui questa sera, a prescindere dalla poesia che è nata in un secondo momento, e perché come associazione
ringrazio il sindaco per le parole che ha speso nei nostri riguardi. Abbiamo creato questo videoclip, che è un videoclip che parla in una lingua che non è la mia sicuramente, io col rap insomma sono un po' distante, però ho voluto scegliere questa forma per arrivare più direttamente a voi giovani, quindi non lasciando il siciliano, la lingua siciliana che io amo e che studio e che spero possa stare con noi il più possibile, ma parlando in un linguaggio che è vostro. Ho coinvolto tutti i giovani e approfitterei a questo punto di avere due persone che hanno lavorato in questa videoclip, così chiudiamo questo argomento, che sono il cantante che è Alberto Silvestro e la cantante, una delle voci femminili che è Enza Fontana, che mi hanno dato una mano a realizzare questa videoclip. Insieme abbiamo vissuto materialmente questa cosa, ringrazio l'opportunità che ci ha dato il sindaco perché ci ha messo a disposizione il territorio, quindi non è una cosa facile da ottenere, siamo stati davvero accolti con grande affetto e quindi quello che mi sento di dire, lo vedrete poi dalla videoclip, è denunciate, non siate mafiosi nel cervello. Noi non dobbiamo essere omertosi, ci sono 1000 modi per poter denunciare ed essere tutelati e coperti e qui ci sono delle istituzioni che ce lo dimostrano tutti i giorni. Denunciate perché ragazzi, una cosa che vi dico, se un uomo vi mette le mani addosso, in fondo non vi vuole bene. Quindi inutile dire sì, ma lui mi vuole bene, questa volta è accaduto. Se è accaduta questa volta, accadrà 1000 altre volte. Potete starne certe. Chi è manesco, chi è violento, lo è nella mente, lo è nel pensiero. Quindi non esitate, capisco che è doloroso quando ci si innamora, la vostra età soprattutto, però non esitate a denunciare. Noi questo nel videoclip lo diciamo con uno slogan che non è tempo di mattanza, smettiamola, siamo stanchi. La parola d'Alberto che è quello che ha cantato, che ha ricevuto il messaggio. Buonasera a tutti, buonasera a tutte le autorità qui presenti. Allora, il discorso importante Giuseppe già l'ha portato avanti. Niente, io da tantissimi anni ho sempre fatto parte di vari gruppi musico-teatrali, mi sono sempre occupato di cultura popolare. E quindi l'obiettivo principale è quello della divulgazione di tutto ciò che è le nostre tradizioni, la nostra musica, tutto ciò del nostro territorio. Questa volta quando mi incontrai con Giuseppe per un altro lavoro, quando finimmo mi disse Alberto, come la pensi nel discorso di fare un nuovo brano, però questa volta diverso? Ho detto a Giuseppe, in che senso? Diverso, siamo abituati a fare i canti di mattanza, quindi le vecchie cialonne che conosciamo tutti, le cantilene del Rais durante le mattanze. Questa volta mi ha chiesto una cosa più particolare, dice vogliamo fare un brano per innanzitutto lo scopo avvicinare i giovani alla cultura popolare, alle tradizioni, perché non dobbiamo mai perderle perché quelle sono le nostre radici e da questo io forse diventerò il meno giovane nel folklore del nostro territorio come l'ho avuto tramandato dai miei genitori e dai nostri padri della cultura siciliana. Allora, quando subito questa cosa mi è venuta molto cara, e allora io dissi soltanto una cosa, Giuseppe, incominciamo a differenziare la parola che conosciamo tutti, ayamola, che si fa nella mattanza, con un'altra parola molto dura e cruda allo stesso tempo, che è ammazza, ammazza. Quindi da qui, lo saluterai, è passato forse 24 ore, sono passate 24 ore, mi chiamò e mi disse ho qualcosa per te. Io ho letto il testo e sono rimasto subito colpito dalle parole, da tutto. Con questo testo noi, come ripeto, il messaggio che vogliamo mandare è avvicinare i giovani alla cultura, ma allo stesso tempo il nostro messaggio è quello di dire, di gridare ma senza urlare, dire basta.
dire basta a tutto ciò che è violenza sulle donne, prevaricazione in tutto, violenza psicologica, sulla qualsiasi. Quindi per noi questa parola era da una mattanza fatta male, quindi non rispettando le tradizioni di una volta, perché sappiamo benissimo che si faceva la mattanza per il lavoro, per sfamare le famiglie, con un motivo vero e proprio. Da questa mattanza oggi fatta male, senza rispettando quelle tradizioni, non si rispetta neanche tutto ciò che avviene intorno a noi. Quindi per noi un tempo di mattanza è dire basta, dire stop alla violenza sulle donne. Grazie. Io concludo ringraziando voi per averci invitato e per averci dato un'opportunità di poter dire non è tempo di mattanza. Attraverso diversi linguaggi si può trattare il tema della violenza e lanciare messaggi sempre più profondi alle nuove generazioni che, come abbiamo detto finora,
sono quelle sulle quali dobbiamo investire. Prima di proseguire, io volevo chiamare la Presidente della Commissione Pari Opportunità a dare un saluto, perché diciamo la giornata contro la violenza alle donne comunque è un tema sì dello sportello, ma è un tema di grande riflessione che la Commissione ha sposato fin dall'inizio della sua costituzione. La dottoressa Enza Grammatico. Grazie a tutti, buonasera. Il pensare che alle soglie del 2020 vivere in un mondo in cui ancora c'è la necessità di fare le manifestazioni, le conferenze, le sfilate per ricordarsi che le donne non si toccano, un po' mi fa paura. Io credo che la violenza fisica abbia delle radici più profonde nella violenza psicologica, che è silenziosa, che è subdola, perché alcune volte non ci fa capire di essere delle vittime. Ed è, credo, nel linguaggio di ogni giorno, nelle piccole cose di ogni giorno che dobbiamo agire. Perché viviamo ancora in una società che è sessista ed è misogina e che punta sulla differenza ancora tra l'uomo e la donna. Io sono un architetto, faccio un lavoro da uomo con gli uomini. Subito dopo la laurea tutti mi dissero: ma perché ora non fai la richiesta per la docenza o concorsi vari? Io non capivo per quale motivo. La prima volta che andai in cantiere, qui ci sono dei colleghi che ben sanno, io ero l'unica donna e anche la più giovane. Ad un certo punto in cantiere sento un muratore che parla con un altro a bassa voce e dice: ma secondo te io mi devo fare comandare da una femmina? Vi giuro, io mi sono fermata, l'ho guardato e sono stata in silenzio. Il carpentiere accanto a me disse: non te la prendere, lo dicono soltanto perché non ti conoscono e perché capita assai raramente di avere una donna in cantiere. Quella volta per me fu una violenza, perché per una volta mi sono sentita inadeguata, come se fossi stata io a sbagliare, e mi sono detta: e se io fossi stata un uomo, che cosa avrebbero detto? No, mi faccio comandare da un bischellino, forse, ma mai avrebbero fatto un riferimento sessista. Quindi penso che il linguaggio e quello che noi facciamo ogni giorno è importante, molto, ed è la base per, non dico per risolvere il problema, ma per fare qualcosa. Per fortuna oggi questo a me non capita più, perché io sono cambiata, perché io mi atteggio in altro modo e perché in cantiere io sono una persona libero professionista che ha studiato, che mette in atto ciò che sa, ma sono asessuata. Per questo motivo alcuni amici alcune volte mi dicono bonariamente: sei un maschiaccio, sei una, permettetemi, una donna con le palle. Ma mi spiegate per quale motivo ancora ad oggi per fare un complimento ad una donna si debba utilizzare un'espressione con una... E se volessimo dire che un uomo è sensibile, gli diciamo che è un uomo con la vagina? No. E allora, secondo me, bisogna cambiare il linguaggio di ogni giorno. Mi riferisco alle giovani donne che ci sono qui. Potete fare qualsiasi lavoro, non c'è un lavoro per uomini e per donne. Lo scopo della commissione è quello appunto di fare dei progetti
che ricreino o che cerchino l'uguaglianza dei generi. Secondo me è il nucleo su cui noi oggi possiamo lottare. Chiudo, perché so di avere pochissimi minuti, con una frase di Bauman che parla della fratellanza tra l'uomo e la donna, che si richiude come la quadratura di un cerchio, e siamo differenti eppure uguali, separati ma inseparabili, indipendenti ma uniti. Soltanto uniti possiamo fare qualcosa. Grazie. Grazie Enza, perché mi hai già spianato la strada. Veniamo al focus di questa sera. Come dicevo, dal 18 settembre del 2009 ad oggi lo sportello d'ascolto di Valderice ha abbracciato il tema della violenza sotto varie sfaccettature e attraverso tanti linguaggi, da quello espressivo, artistico, alle conferenze sul tema, ai progetti a cui abbiamo partecipato, a momenti, come dire, di interesse comune e momenti di interesse specifico. Ci siamo sempre preoccupati delle donne vittime di violenza e non solo, ma anche del cosiddetto, fra virgolette, carnefice. Però quest'anno abbiamo pensato di centrare l'attenzione soprattutto sulla violenza che a volte noi donne per prime facciamo a noi stesse. Dico, io stasera sono un esemplare vivente di questa situazione, perché dovrei fare massimo silenzio, ma chiacchierona come sono non ci riesco, domani sarò ancora più muta. Comunque, la donna sa di essere una persona che ha comunque bisogno di attenzioni, che ha bisogno di, come dire, guardare dentro se stessa, ma anche di curarsi, attenzionare il proprio corpo, perché è vero che parliamo di violenza a 360 gradi, ma il corpo è il primo elemento che ci dà segnali quando qualcosa non va. Sicuramente chi è vittima di violenza poi ha delle ripercussioni fisiche, ma qualsiasi donna, qualsiasi ragazza, e mi rivolgo soprattutto a voi ragazze, ha il sacrosanto diritto, dovere di prendersi cura del proprio corpo, di stare informati su tutto ciò che riguarda la prevenzione, tutto ciò che riguarda l'uso esatto, disciplinato di alcune tecniche, di alcuni strumenti, perché difendere se stessi significa essere più forti per difendersi dall'altro. Questa sera noi abbiamo il piacere di riflettere su questo tema con una giovane dottoressa ginecologa che, come dire, ha iniziato la sua carriera da poco, ma vi posso garantire che già gli echi della sua grande professionalità arrivano dappertutto. Ho il piacere di presentarvi la dottoressa Annalisa Iovino. Lei ci parlerà della prevenzione e, sempre per rimanere in tema con il tema, scusate il gioco di parole della serata, donna sii gentile con te, lei ci dirà come amarci di più. Buonasera a tutti, sono Annalisa Iovino, ginecologa, dirigente medico presso l'ospedale di Mazzara del Vallo. Mi è stato chiesto di relazionare su un argomento che ponesse l'accento sull'importanza dell'amore e del rispetto che ogni donna deve avere verso se stessa. Ovviamente in ambito medico questo si traduce con la prevenzione, in tutte le sue sfaccettature. Quindi farò una carrellata di quelli che sono gli ambiti in ambito ginecologico, dove la donna può trovare spunto per prevenire patologie che possono avere a volte degli esiti veramente infausti. Allora, perfetto, si vede.
Allora, iniziamo la trattazione innanzitutto spiegando che cos'è la prevenzione. È quell'insieme di attività e azioni che hanno il fine di promuovere e conservare lo stato di salute delle persone. Si distinguono 3 livelli di prevenzione: la prevenzione primaria, secondaria e terziaria. La prevenzione primaria mira diciamo, a trattare il soggetto sano, cioè il soggetto che non ha ancora sviluppato la patologia, e quindi si propone di mantenere le condizioni di benessere riducendo i fattori di rischio che possono portare poi alle varie patologie. La prevenzione secondaria agisce sul soggetto già malato ma in uno stadio iniziale, quindi quando la patologia è comparsa ma il soggetto non sa ancora di essere malato perché non sono ancora comparsi i sintomi. Quindi si basa su interventi di secondo livello mediante la diagnosi precoce delle malattie e quindi utilizzando programmi di screening, come per esempio il PAP test. La prevenzione terziaria invece agisce sul soggetto già malato in fase avanzata e ha soltanto il fine di ridurre le eventuali complicanze delle patologie. In questo disegno quindi possiamo vedere riassunto diciamo, quello che ho appena detto, quindi con in alto la prevenzione primaria, quindi il soggetto sano, dove si mira a ridurre i fattori di rischio. Poi inizia la malattia, quindi la prevenzione secondaria, e infine quando iniziano i sintomi la prevenzione terziaria. Per meglio comprendere come si può fare prevenzione in ginecologia, visto che ci sono anche molti ragazzi, è importante capire intanto come siamo fatti, come siamo fatte. Quindi l'apparato genitale femminile è costituito nella sua parte interna, quindi dall'utero con le tube e le ovarie, la cervice che è la porzione dell'utero, questa qui in basso, da cui si può sviluppare un tumore ahimè molto diffuso, e poi la vagina. Sulla destra invece possiamo vedere i rapporti che questi organi assumono all'interno dello scavo pelvico femminile. Ovviamente fa parte dell'apparato genitile anche la porzione esterna. In questa sezione si vedono invece gli organi dell'apparato genitale femminile in rapporto con gli altri presenti nello scavo pelvico, quindi anteriormente avremo la vescica, anteriormente all'utero e la vagina, e posteriormente il colon con il retto. Questa è un'immagine reale in laparoscopia di un utero con le ovarie e le tube. È importante sapere, soprattutto per le ragazze qui presenti, che la donna mensilmente va incontro a una ciclicità causata da una produzione ormonale dove gli ormoni vengono prodotti con una certa cadenza. Questo si riconnette a una ciclicità ovarica, quindi dove avremo lo sviluppo ogni mese di un follicolo che andrà incontro ad ovulazione, e da un punto di vista fenotipico, quindi la donna come si accorge di questa ciclicità? Attraverso il flusso mestruale, quindi per mezzo del cosiddetto ciclo endometriale. Sarebbe la mucosa interna dell'utero che mensilmente si sfalda diciamo, con la mestruazione. Tutto questo meccanismo molto complesso, infatti le donne siamo molto complicate, è regolato dal sistema nervoso centrale. A sua volta esso subisce le influenze di vari fattori esterni, quindi lo stress, per esempio anche i livelli di temperatura. Quindi, detto questo, adesso dobbiamo capire chi è il ginecologo. E se questa figura medica si può considerare un alleato della donna. Molte donne ancora hanno paura di andare dal ginecologo. Scopriamo chi è. È un medico specializzato in ginecologia ostetricia che si occupa di diagnosticare e trattare disturbi che colpiscono l'apparato riproduttivo femminile, nonché si occupa della donna durante lo stato di gravidanza. La ginecologia è una specialità molto complessa che abbraccia vari aspetti dal punto di vista medico, quindi spazia dalla chirurgia all'endocrinologia, all'oncologia, ma non meno importante si occupa anche della psicologia della donna. Il ginecologo a volte rappresenta una sorta di confidente della donna, perché va a toccare la sua sfera più intima, quindi è molto importante sia per il medico che per la donna instaurare un rapporto di empatia che diciamo, abbia un equilibrio in maniera tale che la donna si possa aprire con un professionista e quindi anche dal punto di vista emotivo è prettamente intimo. Si raccomanda di fare riferimento al ginecologo per ogni problematica che riguarda l'apparato riproduttivo. Inoltre, come abbiamo detto, si occupa anche dei problemi di fertilità nonché della gravidanza. Quando fare la visita ginecologica?
La prima visita andrebbe fissata all'arrivo della prima mestruazione, quindi nelle giovani donne che si presentano in menarca o con l'inizio dell'attività sessuale. Da questo momento in poi è preferibile seguire visite di controllo a cadenza annuale. Dobbiamo ricordarci che la donna vive varie fasi nell'arco della sua vita, quindi avremo la bambina, poi la donna che affronta la pubertà, quindi con lo sviluppo dell'apparato riproduttivo, la donna adulta fertile e poi la donna che si avvicina alla fase finale del periodo fertile, quindi alla perimenopausa e poi alla senescenza. Proprio la perimenopausa, che è il periodo che va a cavallo della menopausa propriamente detta, che si instaura quando dopo un anno di assenza delle mestruazioni, diciamo, è un periodo molto delicato, in genere vale 45-55 anni ed è delicato perché la donna subisce oltre ad un cambiamento fisico anche un cambiamento psicologico, perché vede venire meno quella che è la sua funzione riproduttiva. Molte donne erroneamente pensano che col termine delle mestruazioni non si debba più fare controlli. In realtà non è così, perché proprio la perimenopausa è un periodo molto delicato dove molte patologie possono avere sviluppo, come per esempio i polipi o alterazioni pretumorali dell'utero, e quindi proprio per questo la donna in questa fase della vita deve ancora di più approcciarsi ai controlli. Come si svolge la visita? Innanzitutto è importante la raccolta dell'anamnesi, quindi il medico farà una serie di domande alla paziente che servono, oltre che a focalizzare il problema che l'ha portata, diciamo, al controllo in quel momento, anche a ricostruire tutta la sua storia clinica. Poi si passa sull'ispezione, quindi la valutazione dei genitali, la palpazione bimanuale, eventuali prelievi come pap test, tamponi e poi l'ecografia. È opportuno fissare la visita e gli esami di routine in assenza di ciclo mestruale. Inoltre è consigliato non utilizzare ovuli, creme nei giorni precedenti ed è buona norma, ma non tutte lo fanno, portare con sé gli ultimi esami eseguiti, che permettono quindi al professionista di ricostruire un po' quale può essere la problematica, quindi l'ultimo pap test, le ultime ecografie, gli ultimi esami del sangue. La donna viene posta su questo lettino che permette di assumere la cosiddetta posizione litotomica, quindi con le gambe leggermente divaricate. Dopo l'analisi quindi inizia la visita vera e propria che si basa sull'applicazione dello speculum, che è questo oggetto di qui, che permette, una volta introdotto in vagina, di divaricare le pareti vaginali e quindi poter guardare oltre che la vagina la cervice, cioè la porzione vaginale del collo dell'utero. Dopodiché si passa alla visita ginecologica con la palpazione bimanuale. Quindi quando il ginecologo visita la paziente magari la donna si chiede chissà che starà toccando. Con le dita posizionate in vagina e le altre dita dell'altra mano sull'addome si va a palpare l'utero, quindi si valuta se l'utero è mobile, quindi se non ci sono elementi di fissità, se è dolente, se ci sono segni di cistite. Dopodiché si passa all'ecografia. L'ecografia può essere eseguita per via transvaginale, quindi con una sonda che viene inserita in vagina e ci permette di ottenere delle immagini con un'elevata risoluzione. Quindi da questo lato avremo l'utero, dove è ben visibile l'endometrio, che è la mucosa che fluisce con la mestruazione, e da questo lato avremo l'ovaio. Questa è, diciamo, l'ecografia che si deve fare per preferenziale, perché ci permette di ottenere delle immagini abbastanza nitide. Oppure nei casi in cui quella non può essere eseguita, per esempio nelle donne che non hanno avuto rapporti sessuali, si può utilizzare l'ecografia transaddominale, che si esegue con una sonda posizionata sull'addome, che però ci permette di ottenere delle immagini meno nitide. Spesso la donna ci chiede: ma dottoressa o dottore, perché mi deve fare l'ecografia interna? Non è meglio fare quella esterna? In realtà no, perché con quella transaddominale noi non riusciamo a vedere in maniera nitida come quella transvaginale. Quindi con la visita di cosa si accorge il ginecologo? Che cosa può riscontrare? Tra le patologie più frequenti i polipi uterini, che sono delle neoformazioni benigne che possono originare all'interno dell'utero oppure sulla cervice e quindi produrre all'esterno. Questa è un'immagine attraverso lo speculum di una cervice uterina con un polipo che produce all'esterno, mentre questi sono polipi endometriali, visibili con l'isteroscopia quando si entra con una telecamerina dentro l'utero. Sono patologie benigne ma che si possono presentare con dei sanguinamenti, quindi è sempre meglio attenzionarle. Oppure possiamo riscontrare i fibromi,
Questa è un'immagine, un disegno che ci fa capire come si possono posizionare i fibromi a livello dell'utero. Sono dei tumori benigni che originano dal tessuto muscolare. Questa è un'immagine laparoscopica dove si vede l'utero che ha questa immagine distorta per la presenza di queste malformazioni, e questi poi sono dei fibromi, diciamo, asportati. Possiamo riscontrare dei cisti ovariche, quindi cisti di varia natura, sia su base endometriosica, per esempio cisti funzionali. La cisti si presenta come una neoformazione a livello ovarico, quindi pettilata in pratica l'ovario stesso, e questo è il corrispettivo reale di una cisti asportata. Con la visita ci accorgiamo se ci sono segni di cistite, che è data in genere da un'infiammazione della vagina a causa dei batteri che dal retto passano anteriormente. Oppure possiamo valutare la presenza di prolassi. Il prolasso può riguardare la vescica, può riguardare il retto, oppure può riguardare l'utero. Quindi entriamo nel vivo della prevenzione. Iniziamo con lo screening del carcinoma del collo dell'utero. In Italia questo tumore è al quarto posto dell'incidenza, origina dalle cellule del collo dell'utero ed è il primo cancro ad essere riconosciuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità ad essere riconducibile all'infezione, quindi al papillomavirus. Le stime indicano una forte e continua riduzione della mortalità e dell'incidenza del cervicocarcinoma in tutto il paese, questo grazie ai programmi di screening attraverso quindi il PAP test. Quindi il PAP test che cos'è? È una metodica di screening, quindi rientra nella prevenzione secondaria, che ha lo scopo di individuare precocemente i tumori del collo dell'utero. Si stima che il PAP test eseguito a intervalli regolari, quindi almeno in 3-5 anni, riduca il rischio di sviluppare un tumore almeno dell'80%. In Italia è raccomandato ogni 3 anni per le donne dai 25-64 anni, sebbene in questo momento ci troviamo in una fase in cui i protocolli di screening stanno cambiando. Si esegue con l'utilizzo dello speculum e poi questa spatola e questo citobraccio, questo spazzolino, che vengono inseriti a livello del collo dell'utero e ci permettono di prelevare delle cellule dove poi verrà eseguito l'esame citologico, quindi poi l'anatomopatologo ci dirà se quelle cellule sono alterate oppure no. È un esame rapido e indolore, nei 2 giorni prima in media evitare ovuli, creme vaginali e tutto quello che può andare ad alterare l'epitelio della cervice, anche rapporti sessuali. L'unica controindicazione è il flusso mestruale. Anche le donne in menopausa devono continuare a sottoporsi all'esame, almeno fino a 65 anni, anche se non hanno più rapporti sessuali. Nei giorni successivi si potrebbero avere delle piccole perdite che sono normali ed è incoraggiante come nel tempo si registri un incremento statisticamente significativo della popolazione femminile che fa prevenzione. Un altro tipo di screening che sta prendendo piede è il test del DNA dell'HPV. Si tratta di un test molecolare che va a valutare la presenza del papillomavirus a livello del canale cervicale attraverso la ricerca del DNA. E c'è ormai una chiara evidenza scientifica come uno screening primario che si basa soltanto sul test HPV-DNA sia più efficace dello screening basato sul PAP test nel prevenire i tumori invasivi. L'Italia quindi si avvia ad essere uno dei primi paesi a effettuare questo cambiamento nei test di screening. Il Piano Nazionale della Prevenzione infatti prevede che le regioni riconvertano il programma di screening per la cervice uterina dal PAP test all'HPV DNA test per le donne al di sopra dei 30-35 anni. Cosa vuol dire? Che le donne al di sopra di questa fascia di età, invece di fare il PAP test come test di screening, devono fare l'HPV DNA test. Se è negativo lo ripetono a 5 anni, se è positivo si fa il PAP test. Se quest'ultimo è negativo, ripetono l'HPV DNA test a 1 anno, altrimenti vanno a colposcopia, che è poi la metodica di terzo livello. Tutto questo per dire cosa? Che queste metodiche ci permettono di individuare il papillomavirus, che abbiamo detto è responsabile del cervicocarcinoma. Si tratta di piccoli virus di RNA, se ne conoscono oltre 200 tipi e circa una quarantina sono risultati associati a patologie del tratto anogenitale. Si distinguono in papillomavirus ad alto e basso rischio e si stima che l'HPV16 e il 18 siano responsabili da soli di oltre il 70% dei casi di questo tumore.
Quelli a basso rischio invece si associano a lesioni benigne come condilomie genitali. Da notare l'immagine a destra dove il condiloma è presente a livello del cavo orale, quindi in base alle pratiche sessuali che vengono fatte, diciamo, soprattutto nei soggetti giovani, insomma bisogna stare attenti a cosa si fa, perché diciamo, il papillomavirus può essere responsabile anche del carcinoma del cavo orale. Si trasmette per via sessuale. L'uso del preservativo non è protettivo perché la cute può essere infetta, quindi l'area circostante alla zona genitale può essere infetta e quindi comunque il virus viene trasmesso. I fattori di rischio sono la giovane età, il numero dei partner sessuali, quindi la promiscuità sessuale, la giovane età al momento del primo rapporto e il fumo di sigaretta. L'infezione è molto frequente, si stima infatti che fino all'80% delle donne sessualmente attive si infettino nel corso della loro vita almeno con un virus HPV. La fortuna è che nella gran parte dei casi questo virus viene eliminato. Infatti esistono 3 possibilità di evoluzione: la regressione, quando noi eliminiamo il virus dopo averlo incontrato, la persistenza, quando questo rimane all'interno delle cellule del collo dell'utero, e la progressione, quando poi si ha l'evoluzione alle forme precancerose e francamente cancerose. La maggior parte delle infezioni ovviamente è transitoria, l'infezione in genere si risolve spontaneamente entro 1 o 2 anni e la condizione necessaria per l'evoluzione verso il carcinoma è la persistenza dell'infezione virale. Però cosa succede? Una volta che il virus rimane nell'epitelio della cervice, il tumore in genere non si sviluppa subito, ci vogliono dei decenni affinché si arrivi a una forma di carcinoma invasiva. Questo ha permesso di sviluppare il programma di screening con il papillomavirus, quindi noi andiamo ad intercettare con i pap test, tutte quelle pazienti potenzialmente a rischio e quindi è più facile andarle a trattare prima che ci sia l'evoluzione infausta. L'infezione quindi è un evento comune, di cui il carcinoma però rappresenta quindi un esito raro. Come dicevo prima, l'HPV è responsabile dei tumori dell'ano, tumori della vagina, tumori del pene, quindi anche l'uomo non è esente da questo rischio, tumori della vulva e tumori dell'orofaringe. Mentre per quanto riguarda l'HPV 6 e 11, che sono quelli a basso rischio, questi sono responsabili del 100% dei condilomi anogenitali, quindi forme benigne. Quindi l'importanza della vaccinazione. Ad oggi sono disponibili 2 vaccini per il papillomavirus, il quadrivalente e il bivalente. Il quadrivalente è quello più completo perché permette la copertura contro l'HPV 16 e 18, che sono quelli ad alto rischio oncogeno, e l'HPV 6 e 11, che sono quelli più frequenti a basso rischio. Per entrambi esiste una schedula raccomandata specifica, la somministrazione avviene per via intramuscolare e in genere si fanno 3 dosi, quindi a partire dal 12° anno di vita. Entrambi i prodotti inducono una risposta immune in oltre il 90% dei soggetti vaccinati con un ottimo profilo di sicurezza. E ad oggi non è necessaria una dose di richiamo, perché si è visto che comunque danno una copertura negli anni abbastanza lunga. Il vaccino quadrivalente è stato studiato anche nella popolazione maschile, mostrando un buon profilo di sicurezza. Nei maschi il vaccino è stato dimostrato essere efficace nella prevenzione del 90% dei condilomi genitali, mentre per quanto riguarda le forme precancerose ci sono ancora in corso degli studi, ma sembra che comunque ci sia una buona efficacia. In Italia la vaccinazione è offerta attivamente e gratuitamente alle ragazze dal 12° anno di vita con un'adesione attuale del 70%, quindi per arrivare alla copertura vaccinale secondo la WHO bisognerebbe arrivare al 95%. In 7 regioni l'offerta attiva è stata progressivamente estesa anche a ragazze più grandi e dal 2015 alcune regioni offrono il vaccino anche ai maschi nel 12° anno di vita. È in corso anche la valutazione di un nuovo vaccino, quindi un non avalente, quindi contro 9 sottotipi di HIV, quindi ancora più ampio. Ovviamente il soggetto che si vaccina non è esente dal continuare i controlli di screening, perché ovviamente il vaccino non protegge da tutti gli HIV. Tutte queste informazioni, per chi è interessato, possono essere consultate sul sito della GISCI, che è il gruppo italiano di screening del cervicocarcinoma, dove sono stati fatti proprio degli opuscoli appositi per l'utenza, per chi non è del mestiere, dove le domande, dove ci sono varie domande a cui è possibile avere risposte rapide.
Per quanto riguarda il tumore alle ovaie e alle tube, non abbiamo dei programmi di screening appositi come il pap test. Ovviamente in questo caso rimane essenziale la visita annuale dal ginecologo e rivolgersi al ginecologo in caso di dolori pelvici, improvviso gonfiore addominale, perdita di peso improvvisa e perdite ematiche anomale. Questa è un fotogramma, diciamo un'ecografia di quella che sembrerebbe una cisti ovarica, ma in realtà è un carcinoma, perché su questo versante si vede una vegetazione con una ricca vascolarizzazione. E questi sono gli effetti, diciamo, del cervicocarcinoma, quindi con accumulo di liquido in addome, nelle forme più avanzate, mentre qui si ha un'immagine laparoscopica. Il carcinoma dell'endometrio è molto importante, diciamo, trattarlo per le donne in età menopausale, perché in primis dà un anomalo sanguinamento vaginale. Quindi anche qui non vi è uno screening specifico, ma si può riscontrare nel corso di un'ecografia di controllo un ispessimento endometriale superiore ai 4 mm che indirizza subito la paziente all'isteroscopia diagnostica e quindi ci permette di valutare se l'ispessimento è un polipo, quindi una formazione benigna o una formazione precancerosa. Quindi da un punto di vista dell'immagine, diciamo, il tumore si sviluppa in questo livello, quindi nell'endometrio, e si può approfondire, diciamo, a livello dello spessore dell'utero. E queste sono immagini ecografiche che ovviamente non sono specifiche, quindi il ginecologo che si trova di fronte a un'immagine del genere di una donna in menopausa non può dire se è un tumore o se è un polipo, deve andare subito la paziente indirizzata all'isteroscopia. Quindi è bene ricordare che in caso di sanguinamento vaginale anomalo bisogna rivolgersi al ginecologo, perché è importante ovviamente correggere il proprio stile di vita. Non potevo non parlare delle malattie sessualmente trasmesse, proprio do degli spunti. Sono causate da agenti patogeni vari che si trasmettono con i rapporti sessuali per contatto con i liquidi organici infetti. I più esposti sono i ragazzi giovani, quindi dai 15 ai 24 anni. Molto spesso sono asintomatiche, soprattutto all'inizio. In primis l'HIV, che può portare all'AIDS, quindi la sindrome dell'immunodeficienza acquisita, che è lo stato clinico più avanzato dell'infezione. Il virus si trova nei liquidi biologici, compreso il latte materno, ed è caratterizzato da una lunga fase asintomatica, quindi il soggetto è già infetto, non sa di esserlo e contagia le persone con cui viene a contatto. La prevenzione quindi si basa sull'evitare comportamenti a rischio e sulla possibilità di fare il test HIV anche in forma anonima, che permette quindi una diagnosi precoce, quindi la valutazione della sieropositività, e una terapia che rallenta la progressione della malattia. In genere si manifesta con una sindrome influenzale, quindi ha dei sintomi aspecifici soprattutto all'inizio, poi nell'arco degli anni porta a un deficit del sistema immunitario e in genere il soggetto poi muore per tumori o complicanze, insomma, a livello respiratorio. Poi le epatiti che possono essere trasmesse con i rapporti sessuali, in particolare l'epatite C e l'epatite B, che sono quelle più pericolose, che possono portare a quadri di epatite acuta, allo stato di portatore sano, quindi soggetto contagioso, e la malattia cronica con cirrosi e tumori del fegato. La prevenzione con il vaccino si ha soltanto per l'epatite B, che è obbligatorio per tutti i nuovi nati, è raccomandato nei soggetti a rischio. Qui possiamo vedere un'immagine di un fegato con cirrosi che poi si traduce con l'itero generalizzato, questa colorazione giallastra, ascite, e poi questa è una sezione del fegato con moduli di epatocarcinoma. La sifilide, che negli ultimi anni è ritornata in voga, ahimè, è un'infezione batterica che si trasmette con i rapporti sessuali, con il contatto con lesioni cutanee, e c'è sempre il passaggio materno-fetale che può causare aborto, morte endoterina e la sifilide congenita. Ha diverse fasi che si traducono poi nell'arco degli anni, quindi una fase primaria, secondaria e terziaria. Si cura con gli antibiotici, con le penicilline, e basta un esame del sangue per fare diagnosi precoce. Queste sono immagini di lesioni da sifilide. Qui in basso vedete proprio le lesioni a livello del neonato che ha contratto la sifilide in utero. La clamidia è un'infezione che si trasmette con i rapporti sessuali, da scarsità di sintomi, però può portare a sterilità, soprattutto la donna, perché va a ostruire le tube, si cura con gli antibiotici. Questa è un'immagine di una cervicite da clamidia, quindi si hanno queste secrezioni purulente e spesso la donna lamenta sugli slip.
La gonorrea è un'infezione causata da un altro agente patogeno ma con una manifestazione simile, anche questa porta a sterilità e si cura con gli antibiotici. L'herpes genitale, che a volte dà sintomi sfumati, si manifesta con vesciche a grappolo che danno un notevole dolore al paziente, le lesioni guariscono massimo nell'arco di un mese e si utilizza la terapia antivirale. Queste sono le vescicole in uno stadio iniziale, sono ripiene di liquido, poi si ha la conglutinazione di queste vescicole che diventano ripiene di pus e poi la fase finale con le croste. Quindi come fare prevenzione? Bisogna evitare comportamenti a rischio, utilizzare il profilattico dall'inizio del rapporto, evitare il contatto diretto con sangue potenzialmente infetto, effettuare visite mediche periodiche, eseguire i test per una diagnosi precoce dove previsti ed effettuare le vaccinazioni consigliate dal medico. Inoltre bisogna ricordare che la pillola anticoncezionale, la spirale o la legatura tubarica bilaterale servono solo ad evitare la gravidanza, di sicuro non ad evitare le malattie sessualmente trasmissibili. Molte sono curabili, la diagnosi precoce è fondamentale per evitare le complicanze e la diffusione del contagio e bisogna far curare anche il partner, perché sennò si ha l'effetto ping pong. Infine chiudo con lo screening del tumore alla mammella, il tumore più frequente nelle donne. In Italia nel 2019 ci sono stati più di 53.000 casi, però si è vista una continua diminuzione della mortalità grazie alla diffusione dei programmi di screening. La mammella è una ghiandola che si trova nel contesto del tessuto adiposo del seno della donna. Si possono distinguere forme invasive che sono le più frequenti del carcinoma tuttale infiltrante, la diffusione è linfonodale, quindi vengono intaccati i linfonodi, raramente dà dolore, spesso è il primo segno un nodulo, una rispessita. Però ricordiamoci che il 90% dei noduli in realtà non sono di origine tumorale ma sono benigni. In basso sono elencati i sintomi, quindi fossette, croste, secrezioni dal capezzolo, retrazioni del capezzolo o noduli visibili. La diffusione abbiamo detto è linfonodale. Lo screening per le donne è previsto tra i 50 e i 69 anni con una mammografia ogni 2 anni. In alcune regioni si sta applicando una fascia più ampia di prevenzione, quindi tra i 47 e i 74 anni, con una mammografia ogni anno sotto i 50 anni. La mammografia è un esame radiologico con una scansione dall'alto al basso e laterale e ha permesso di ridurre la mortalità del 25%, quindi in basso possiamo vedere una mammella sana e poi delle mammelle alterate per la presenza del carcinoma. In caso di sospetto si eseguono altri esami, quindi fino alla biopsia, e la donna dove è confermata la diagnosi va indirizzata verso un preciso protocollo terapeutico in centri di riferimento, che poi possono portare alla quadrantectomia, quindi l'asportazione solo di una parte della mammella, alla linfodenectomia, alla chemioterapia, alla radioterapia, a farmaci specifici. Quindi il primo strumento di prevenzione per la donna, soprattutto a casa, quindi, è l'autoesame del seno. Quindi c'è tutta una prassi da seguire, quindi ci si mette di fronte allo specchio e si valuta l'eventuale asimmetria delle mammelle, se ci sono delle alterazioni, si esegue la palpazione con una mano in senso rotatorio o a raggiera e poi distendendosi, mettendo una mano, un braccio sotto la nuca, con l'altra mano si eseguono gli stessi movimenti. Concludo dicendo quindi che è importante curare la propria igiene personale, evitare comportamenti a rischio, utilizzare il preservativo, eseguire controlli a cadenza annuale secondo i tempi previsti da vari tipi di screening, rivolgersi al ginecologo in caso di comparsa di sintomi anche lievi e ricordarsi che il ginecologo è sicuramente un alleato per la donna. Chiudo con queste immagini che sono le immagini del mio reparto, dove ho la fortuna di lavorare con colleghi in gamba e con il mio primario, il dottore Pietro Musso, che si occupa di ginecologia oncologica, quindi noi giornalmente veniamo a contatto con donne che hanno un vissuto particolare, spesso l'esito è infausto, per le quali appunto la prevenzione a tempo debito sarebbe stata fondamentale. Grazie. Era difficile parlare, adesso non so voi, io mi sento peggio di prima. Il senso di tutto questo qual è? Prendiamoci per prima cura di noi stesse, perché è troppo difficile
cose purtroppo sono conclamate ed è difficile poter trovare la forza di combattere anche questo tipo di violenza che purtroppo, come dire, non dipende da nessuno, però se noi ci diamo noi stesse la mano per poter fronteggiare qualsiasi violenza dall'esterno, ben venga. Io dico che avere un ginecologo che diventa un amico, un nostro confidente, un nostro alleato, sicuramente non dico che possa aiutarci a sconfiggere qualsiasi male, ma a fronteggiare qualsiasi battaglia, questo sì. Visto che il clima si è fatto alquanto pesante, adesso abbiamo parlato noi vecchietti, è tempo che parlino i giovani. Il sindaco diceva all'inizio, noi da tanti anni stiamo collaborando e riceviamo collaborazione dall'Istituto Sciascia-Mofalino di Valdedice. Mi preme salutare con un calorosissimo applauso la mia carissima amica, mi permetto di dirlo, Marilina, che fino allo scorso anno è stata la vicaria del plesso di Valdedice, persona sensibilissima che ci ha tanto sostenuto e aiutato ad affrontare questi temi. Purtroppo Marilina, per esigenze sue personali, in questo momento sta lavorando altrove e il professore Gagliani, scusate, ha preso il suo posto, ma stasera anche lui per problemi suoi personali non può essere presente. E allora noi ci siamo affidati ad una roccaforte dell'Istituto Sciascia di Valdedice, che è la professoressa Abate, che invito a venire qui a dare la sua testimonianza e ad introdurre il lavoro dei ragazzi che con la loro grande sensibilità danno sempre quel tassello in più ai lavori dello sportello di Valdedice. Grazie per avermi dato la parola. Io volevo ringraziare il Comune di Valdedice, l'amministrazione attuale e anche quella precedente con cui abbiamo lavorato benissimo, e vi ringrazio per questa sensibilità che voi sempre avete avuto, tant'è che io sono trapanese ma insegno qua da 8-9 anni e lo faccio veramente con grande entusiasmo, perché incontro veramente delle persone meravigliose. E vi ho seguito anche in questo sportello di ascolto che voi con tanta modestia mantenete con grandi sacrifici, perché siete dei volontari. Però quello che dico sempre a Trapani, lo dico sempre anche al nostro sindaco, al Giacomo Tranchida, abbiamo bisogno dei centri antiviolenza. Io ho ascoltato bene quello che ha detto Sua Eccellenza il Prefetto e mi è piaciuto molto. L'anno prossimo avremo Cittadinanza e Costituzione, speriamo di in pianta stabile parlare di questo problema, soprattutto per fare prevenzione e soprattutto di dare una risposta. Però dobbiamo trovare le risorse per i centri antiviolenza, perché qualcuno l'ha detto, se la donna non sa dove andare, se non ha soldi, non ha un alloggio, purtroppo ritorna nella lontana del lupo. Comunque grazie per quello che fate, e anche i nostri alunni e alunne che mi sopportano da tanti anni, perché io insegno dall'86 e ho sempre parlato di questi problemi che non dovrebbero essere più questi. Allora io ringrazio la professoressa Morosino che ha molto lavorato a questa piccola performance che farà questa nostra classe, la quarta G, in rappresentanza di tutta la scuola. Volevo ringraziare Marilina, la professoressa Anselmo, per quello che ha fatto lei precedentemente, il nostro collega Nino Gagliani, perché poverino mi hanno telefonato e dice sta male, ha problemi di raffreddore, e quindi adesso i ragazzi faranno questa piccola performance. Grazie veramente. Noi l'abbiamo visto rosso questo nostro nastrino, abbiamo bisogno delle forze dell'ordine che ci tutelino, per cortesia, anche se la donna non dovrebbe avere bisogno di tutela quasi nel 2020.
Grazie alla consulta e grazie al comune e grazie al centro di ascolto e grazie a Valdelice. Che bello! L'altra sera, al compleanno di Chiara, ho conosciuto Domenico. È bellissimo, mi ha chiesto di uscire, sono strafelice. È passato già un mese da quando ci siamo conosciuti. Ci amiamo tantissimo, che bello poter contare l'uno sull'altro. Sono già passati diversi mesi, lo amo, anche se quando usciamo in compagnia è spesso nervoso. Mi ha confessato di essere geloso dei miei amici maschi. A volte esagera un po'. Sto male. L'altra sera mi ha fatto sentire uno schifo. Magari avrò sbagliato ad indossare quel vestitino corto. Ma che sbagliato! È un pazzo! Ma come si permette a dirmi come devo vestirmi? Che dolce. Mi ha portato dei fiori, mi ha chiesto scusa e mi ha promesso di non comportarsi più così. Speriamo bene, anche perché lo amo. Ecco, ci risiamo. Adesso mi ha mollato pure uno schiaffo, ma non è lo schiaffo che mi fa male. Perché mi tratta così? Eppure io non ho fatto nulla di male. Comincio ad aver paura. Forse è arrivato il momento di far qualcosa. Dovrei denunciarlo, ma... Ho detto a casa che sono scivolata in palestra e mi sono fatta male. Faccio schifo. No, non faccio schifo. Non posso sempre subire. Stasera mi ha portato una rosa. Poi siamo andati in quel posto carino vicino al mare. Non posso vivere senza di lui. Non ti credo più. Hai violato la mia anima. Non puoi giocare con i miei sentimenti. Non posso sempre subire e vivere nell'ombra. Devo amarmi di più. Basta, ho paura. Non voglio restare sola. Ma non riesco a cambiarlo. Mi viene solo da piangere. Perché? Perché? Basta. Devo lasciarlo. Questo non è un uomo. È una bestia feroce. È ora di dire basta. È ora di dire basta. La vita non può essere solo questa. La vita non può essere solo questa.
piace riprendere un verso della canzone, forse non è tutto sbagliato, forse in questi giovani noi possiamo veramente puntare, contare, e forse finché sul nostro percorso ci sono donne come la professoressa Abate che lotta, che fa di tutto affinché nelle nuove generazioni ci sia coscienza del rispetto della persona, qualcosa cambierà. Noi con oggi vogliamo realmente, come dire, raccontare questi 10 anni dello sportello. Siamo partiti dalle piccole parrocchie, dagli incontri così, con 3-4 persone. Stasera abbiamo il piacere di avere quasi tutta la sala piena, di avere le forze dell'ordine, di avere addirittura la massima espressione della cittadinanza, il prefetto. Siamo partiti che forse ci credevamo solo noi, che di violenza se ne poteva parlare e si poteva lanciare qualche messaggio. Adesso quando si parla di centri di ascolto, quando si parla di case ad indirizzo segreto, non c'è più nessuno che non ne sa parlare. Adesso ci sono pubblicità, ci sono film, ci sono libri su questa tematica. Dal 1960 ad oggi sicuramente tante persone, tante donne, tanti uomini di buona volontà hanno lavorato affinché non rimanga tutto sommerso nelle stanze buie delle famiglie, delle donne sole che non hanno nemmeno la forza di guardarsi allo specchio, perché anche guardarsi allo specchio diventa una fatica. Noi ce l'abbiamo messa tutta e continueremo a lavorare. Mi piace quello che ha detto la professoressa, nel silenzio e nell'umiltà. A noi non interessa mettere statue, non interessa celebrare chissà quali eventi, a noi interessa semplicemente che nel nostro piccolo territorio una persona in più dallo scorso evento possa dire: guarda queste scene, ma che fanno ogni venerdì? Perché si riuniscono? Perché parlano? Perché vogliono combattere un fenomeno così morboso? Semplicemente 7 persone, 7 donne. Beh, se però ognuna di queste 7 donne riesce a colpire l'attenzione anche di un solo uomo, noi penso che il nostro bel cammino l'abbiamo già fatto. Poco fa il sindaco diceva: al di là dell'attività così semplice e umile, abbiamo avuto la fortuna di collaborare con strutture, con servizi molto importanti. Siamo entrati a far parte di protocolli d'intesa, siamo entrati a interagire con progetti finanziati e dal Ministero e dall'assessorato regionale. L'ultimo progetto, l'ultimo in ordine di tempo, ma non certo di importanza, che è il progetto Hashtag Solo 25, finanziato dall'assessorato regionale, ci ha dato l'opportunità di potenziare gli orari d'apertura del nostro sportello e di investire su 2 nostre colleghe che danno la disponibilità anche non solo il venerdì pomeriggio ma anche il lunedì pomeriggio. Io vorrei che la mia collega Anna Daidone desse una piccola testimonianza di quello che in questo momento lo sportello sta portando avanti grazie a questo progetto. Grazie alla mia collega Maria Pia, saluto il prefetto, il sindaco di Valderice e di Colonnello. Io parlo qui come volontaria dello sportello Stop alla violenza di Valderice, ma in questo momento come facente parte del progetto Non Solo 25. Il progetto è il progetto del distretto sociosanitario 50, ha come partner l'associazione naturale, il comune di Valderice, ma anche le Onde Onlus.
ha come obiettivo quello di contrastare la violenza di genere e al suo interno si costituisce di varie azioni di sensibilizzazione, azioni di prevenzione ma anche di contrasto, che ovviamente prevedono l'attività di informazione e formazione coinvolgendo le scuole, coinvolgendo le parrocchie, gli enti e i servizi sociali territoriali, anche perché da soli non si va da nessuna parte. In particolare l'azione di contrasto è quella all'interno del quale io mi trovo come operatrice di sportello insieme alla mia collega, la dottoressa Giliberti, che in questo momento non è qui, che anche lei è psicologa e psicoterapeuta, e insieme anche agli altri professionisti che sono un avvocato, un mediatore, un ostetrico, uno psichiatra. Insieme abbiamo l'obiettivo di creare un luogo altro dove la donna vittima di violenza possa avere sostegno, ascolto e qualora la condizione all'interno del quale è inserita richieda anche una presa in carico più seria, quindi la necessità di fuggire da questa condizione di violenza, anche ci appoggiamo al CAV di cui abbiamo parlato prima Maria Pia, e che è un centro antiviolenza in cui ovviamente le onde si fanno carico in quanto parte del progetto. Io ho parlato di donne che richiedono, che sono madri, che anche delle volte purtroppo hanno anche dei figli che hanno assistito e che sono state vittime di violenza, ma vista la platea fatta anche di ragazzi, le madri e le donne sono state a loro volta adolescenti e ragazze. Mi complimento per la rappresentazione che è stata fatta rispetto alle modalità in cui la relazione tra ragazzo e ragazza, diciamo malata, non dovrebbe esistere. Però l'unica cosa che vi posso dire è che una relazione sana è fatta da persone con cui ci si cresce insieme, che si aiuta e si gioisce per le gioie degli altri, dei risultati ottenuti, non ci sono proibizioni, non ci sono divieti, non ci sono controlli. Per cui è a voi, in particolare a tutta la platea, ma a voi ragazzi, che chiedo di aiutarci a diffondere sul territorio la presenza dello sportello di ascolto, che ha la sua sede fisica in via Vespri, Valderice. Grazie. Prima di avviarci alla conclusione dei lavori, volevo fare un ringraziamento per un simbolo che questa sera noi componenti dello sportello abbiamo adibito. Una carissima amica dello sportello, Maria Criscetti, ha voluto donarci questa rosellina fatta con le sue mani per ricordare che al di là del nero dell'anello che simboleggia purtroppo le ferite e la morte, c'è sempre il rosso della passione e della rinascita. Quindi qualsiasi violenza, qualsiasi situazione frustrante, una donna o una persona, perché parliamo di violenza a 360 gradi, possa subire, l'unione, la forza di tutti permetterà sempre a un fiore di sbocciare. Grazie. Allora, buonasera a tutti, ci avviamo alla conclusione. Io dico due parole soltanto per ringraziare le volontarie dello sportello che da 10 anni portano avanti le iniziative dentro il comune di Valderice, perché lo sportello è proprio comunale, ci tengo a dirlo e sono anche orgogliosa di questa sede proprio ai servizi sociali, l'ho avuto dal primo momento. Adesso ci siamo spostati in via Vespri, di fronte a Villa Betania, sopra la farmacia, un locale confiscato alla mafia, quindi l'amministrazione presente praticamente ha fatto sì che lo sportello avesse un locale adeguato e anche che possa garantire la dovuta privacy a chi si avvicina insomma allo sportello. Lo sportello, con queste 7 donne volontarie che si sono distinte in questi anni per il loro lavoro e per il loro percorso all'interno delle scuole, delle parrocchie, delle associazioni, è sicuramente come posso dire, un punto di orgoglio, perché non è di quegli sportelli che si vedono in questi anni nei comuni che vengono aperti, inaugurati e chiusi. Questo nella sua umiltà e la sua povertà è riuscito a portare avanti iniziative in tutto il territorio, quindi con grande fatica, però siamo riusciti insomma a tenerlo sempre aperto. E
e a lavorare con i ragazzi, questi ragazzi che non ci hanno mai lasciato, perché lui, me lo ricordo, dal primo anno di scuola praticamente è stato sempre presente ad ogni iniziativa. E poi volevo dire una cosa riguardo una riflessione, diciamo, che mi ha accompagnato un po' questa sera ascoltando tutti. Forse 2 parole vengono fuori questa sera da queste riflessioni: la prevenzione che noi facciamo con i ragazzi, ma la dottoressa ha anche fatto prevenzione in altro senso, insomma ha parlato ai ragazzi di prevenzione medica, e il coraggio delle donne praticamente a voler denunciare, a voler cambiare la loro condizione. Certo, quando una donna denuncia c'è tutto un calvario, poi forse non è meglio del precedente, perché ci siamo trovate giustamente nel nostro servizio a dover allontanare delle donne da casa in sicurezza, in segretezza, e ad accompagnarle verso strutture di indirizzo segreto. Quindi questo vuol dire anche lasciare i propri affetti, lasciare la propria casa, avere tantissimi dubbi. Ci vuole veramente tanto coraggio, ma è proprio lì che avviene il cambiamento nella vita di quella donna, e che quindi va sicuramente proprio accompagnata e supportata in tutto questo percorso, dal primo momento in cui si reca in caserma e noi veniamo chiamati praticamente per effettuare i primi colloqui, ai momenti successivi, proprio l'accompagnamento fisico di questa donna. Noi li accompagniamo, le mie colleghe insomma più volte si sono trovate in queste situazioni, li accompagniamo con le forze dell'ordine proprio verso queste strutture, facciamo proprio l'inserimento, cerchiamo di conoscerli, di stargli vicino anche durante i primi giorni dell'inserimento in comunità, e poi piano piano si comincia a programmare, a prospettare una nuova vita, quindi riprendere un corso di formazione, dargli coraggio per dire ce la puoi fare, diciamo ti possiamo aiutare a cambiare la tua vita. Ci sono stati casi insomma, che abbiamo seguito in ufficio, nei servizi sociali, che hanno avuto un buon esito e di cui andiamo orgogliosi, casi invece che magari dopo 24-48 ore dalla denuncia ti sfuggono dalle mani e si ritorna di nuovo alle situazioni precedenti. Questa è una cosa che purtroppo è avvenuta anche qui. E comunque, per ritornare insomma alle volontarie del nostro sportello, oggi come oggi abbiamo tutti poco tempo, abbiamo tante cose da fare. Trovare 7 donne che praticamente hanno speso il loro tempo libero per il nostro sportello comunale, perché quando noi l'abbiamo aperto, cioè adesso chi ci sta dentro questo sportello, ci siamo inventati di fare un bando di volontariato qualificato. E posso dire che abbiamo trovato le volontarie più qualificate sul territorio che ci potessero essere. Sociali, pedagogiste, insegnanti che si sono avvicinati allo sportello e hanno lavorato in 10 anni diciamo, in questo sportello, da 10 anni a questa parte in questo sportello, non ci hanno mai lasciato, con grande collaborazione, con grande entusiasmo. Io proprio per questo, adesso mi sento un po' emozionata, però volevo invitare intanto il nostro assessore Maria Iovino, venire un attimo qua a fare una cosa, il nostro sindaco, perché sarebbe il caso di dare proprio un riconoscimento a queste volontarie, quindi è stato preparato qualcosa da dare alle nostre volontarie per festeggiarle. Proprio ora, in questo momento, ce lo dobbiamo dedicare, in questo momento ci dobbiamo praticamente un attimo festeggiare, se voi ce lo permettete, le nostre 10 volontarie, le nostre 7 volontarie che hanno lavorato in questi anni al nostro sportello comunale, senza le quali lo sportello non avrebbe avuto vita. Quindi adesso ve le chiamiamo uno a uno, non so come fare, se mi puoi aiutare un attimo. Vieni, va detto, porta il gesto per favore qui. Facciamo così. A Sanremo, sì, allora lo facciamo. Allora, sindaco, se le vuoi chiamare tu. Dina Piazza. Di Paceco, questa è l'assistente sociale di Paceco che sta al nostro sportello. E questa è invece una delle capo full del nostro centro, che è la mia collega del comune, assistente sociale. Caterina Grammatico.
è un'altra componente, un insegnante. Antonina Coppola. Questa componente è una pedagogista. Lea Paladino. Questa invece è una psicologa che prima ha preso la parola perché lavora al nostro sportello. Anna Daidona. Questa sono io. Questa sono io. Grazie. Allora, e poi il nostro portavoce, la nostra portavoce ufficiale, la dottoressa assistente sociale, Maria Pia Bonfiglio. dentro questo pacchettino che è stato preparato per tutti c'è una maglietta che riporta il logo del nostro sportello. Stop alla violenza sulle donne. Questo è il logo del nostro sportello. Noi abbiamo anche un numero verde, lì ci sono anche i nostri volantini, numero verde al quale rispondono i servizi sociali, quasi 12 ore al giorno i servizi sociali, se non 12, 11 i servizi sociali sono aperti e presenti all'interno del comune. Questa è la nostra maglietta. Niente, solo per ringraziarvi di questa piacevolissima serata e un grazie veramente ancora caloroso a tutte le autorità che hanno partecipato a questo importante momento di riflessione e mi auguro che ci possano essere altre occasioni e non soltanto durante la settimana nel ricordo delle vittime di violenza. Grazie a tutti ancora.